Non si è più iscritta a Forza Italia e quindi in giunta regionale non ci rappresenta, parla solo a titolo personale. A dirlo il deputato veneziano Renato Brunetta, a margine del direttivo regionale di Forza Italia, nei confronti dell'assessore regionale Elena Donazzan, che aveva criticato qualche giorno fa il partito per non aver votato il DL Sicurezza. Lei però resta ferma nella sua idea e replica decisa. Io rispondo ai cittadini, rispondo ai tanti elettori che mi chiedono come mai Forza Italia tenga questo comportamento, che è sostanzialmente un comportamento di totale e continuo attacco, quasi boicottaggio al governo. Ecco, finché si poteva dire va bene, noi siamo all'opposizione perché non siamo al governo, si poteva anche giustificare, ma quando si va a votare, anzi non si vota sul decreto sicurezza e Forza Italia aveva detto che invece avrebbe votato su ogni provvedimento giusto per l'Italia e il popolo italiano, a questo punto sono io che non mi riconosco in quel comportamento. Per me prima di tutto vengono gli elettori, i cittadini, il territorio. Il partito, quale che sia, viene dopo, per qualcuno viene prima. Donazzan non condivide più certe scelte del partito e si aspetta un cambio di rotta, altrimenti... Io credo che bisogna intendersi su che cosa Forza Italia vuole fare per l'Italia, perché io oggi credo che ci sia una necessità di esprimere un vero interesse nazionale, che oggi il problema sia il rapporto dell'Italia con l'Europa, che non può essere subordinato e troppe volte Forza Italia sembra quasi essere l'amica dei partiti popolari europei che guardano più all'interesse della Germania che non a quello dell'Italia. Su alcune questioni, sicurezza, immigrazione, non esistono parole moderate, esistono forse toni meno accesi che dovrebbero essere interpretati da Forza Italia, ma ci vuole una chiarezza di intenti, anche stare a fianco del Ministro dell'Interno Salvini, che su questi temi si è dimostrato molto chiaro. Allora io non so che cosa Forza Italia vorrà fare, se vorrà cambiare la sua politica e rispondere all'interesse dell'Italia, all'interesse del territorio e cominci a lavorare per questo, allora ci sarà forse una speranza anche per riacquistare qualche voto in più, forse anche il mio.